È Cortina Banca la prima delle 5 banche associate alla Federazione delle BCC del Nord-Est ad aprire le porte agli studenti del territorio attraverso il progetto Education, il progetto di educazione finanziaria nelle scuole del Veneto. E la classe terza dell'ITE Polo Valboite di Cortina, la prima scuola ad entrare nella BCC di riferimento per toccare con mano quello che hanno imparato in classe con Education. Ma noi abbiamo cercato di dare ai ragazzi qualcosa di noi, qualcosa di banca e anche qualcosa di più tecnico, diciamo, abbiamo fatto un po' tutto. Speriamo di esserci riusciti, speriamo che su 100 rimanga qualcosa per loro e soprattutto quello che siamo noi come banca di credito cooperativo. Cosa che ti è piaciuto di più delle lezioni a scuola intanto? Hanno detto tante cose che non sapevo, quindi è comunque una cosa che poi ci porterà a fare anche la scuola, quindi è un po' tutto, dai. Questo progetto è stata una cosa interessante, in primis per me come persona, perché comunque si conosce sempre il mondo bancario principalmente da utilizzatore, quindi da cliente, e si immagina sì che c'è un'azienda, però principalmente lo sportello, no? Quello che ci siamo detti in tutta questa mattinata. E poi credo che anche per loro siano dei momenti di formazione e di crescita, perché io ho fatto un altro percorso diverso rispetto a loro, però il contatto con la vita di tutti i giorni, le aziende così, è una cosa che 20 anni fa, quando io ero al loro posto, non c'era e che secondo me è molto utile. Qui siete nella casa giusta per imparare qualcosa rispetto a questo education, ecco, quindi è una forma di educazione che necessariamente i giovani devono imparare ad acquisire. Voi siete nella scuola giusta perché è la ex ragioneria. Chi vorrà fare l'università sa che qui c'è sempre un posto libero per darvi la possibilità di crescere professionalmente e quindi chi lo vorrà vi aspettiamo. Cerchiamo sempre di unire tutto quello che è soci e tutto quello che siamo noi come banca nata qui 130 anni fa e dare anche quelle che sono le agevolazioni ai soci. Tu hai un conto corrente? Sì, ce l'ho. E come lo usi? Lo usi bene? Per ora sì, speriamo di non fare cose troppo assurde o sbagliate, però sì. La mattinata si è chiusa con una lezione frontale di un funzionario di Cortina Banca che ha fatto scegliere ai ragazzi l'argomento da trattare tra inflazione, finanza comportamentale e Bitcoin. Neanche a dirlo, i ragazzi hanno voluto approfondire l'argomento delle criptovalute, di cui tra l'altro avevano già parlato in classe. La foto del cane, quello che c'è il cane, è un file JPEG, giusto? Ok? Un Bitcoin è un file del computer. E uno dice, cosa c'è dentro questo file? Ci sarà dentro qualcosa di importante, qualcosa di... Il primo Bitcoin, lo Bitcoin, diciamo quello del partito, ha dentro la foto della prima pagina del giornale. Oggi tu cosa volevi trattare, il Bitcoin? Sì, il Bitcoin. Perché? È una roba che ormai sta andando tanto e che aiuta anche molto. Ho visto tante persone che fanno questo e in effetti aiuta molto anche nella vita. Mai provato tu con il Bitcoin? No, mai, ma vorrei provare. Anche se oggi hanno detto il contrario, più o meno. Però io vorrei provare, magari funziona, quindi becchi la fortuna e funziona. È un progetto che serve per dare ai ragazzi, quindi ai ragazzi delle scuole superiori in questo caso, una cultura bancaria, una cultura del risparmio, del credito, che sia di forte insegnamento per il loro futuro, sia per quanto riguarda la capacità di gestire i propri risparmi, quindi iniziare un po' a entrare nel mondo del risparmio, capire come gestirli, come affrontare anche i futuri impegni economici che loro avranno, ma anche per una cultura poi in ambito proprio anche formativo, quindi anche lavorativo, perché insomma il mondo bancario è un mondo che offre tante possibilità lavorative e tante possibilità di sviluppo. Il fatto di essere
Una cooperativa è un vantaggio o uno svantaggio nei confronti dei giovani? È un vantaggio enorme. Le banche di credito cooperativo sono indubbiamente banche diverse. Noi lo diciamo da sempre, lo sosteniamo da sempre, ma non perché non è uno spot pubblicitario, ma è una realtà. Il mondo di credito cooperativo è sicuramente un mondo più democratico, sicuramente un mondo molto più attento all'interesse del cittadino, della popolazione locale. È un mondo che vive nel territorio e opera per il territorio.